Buongiorno Giada, Buongiorno Paolo, e le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, cosa fa e dove lavora. mi chiamo Giada Marafon, sono la responsabile dei progetti formativi di Forema, che è la società di formazione di Assindustria Veneto Centro. Molto bene, grazie. Lei è qui perché lei e l'azienda che rappresenta avete deciso di partecipare all'iniziativa di Unocamere Veneto con le Camere provinciali e con il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. Il progetto si chiama Job Week Veneto e lei ci sta sostanzialmente dicendo che avete uno o più job che proponete a un laureato o a una laureata under 30. Di che job si tratta? Job title, attività, skill o conoscenze richieste? Si tratta della professione del learning designer, che è di fatto colui che scrive e costruisce i nostri progetti formativi. Noi siamo una società di formazione e di consulenza e questa figura si occuperà di condurre e di fare il processo di analisi dei fabbisogni dei nostri clienti, per cui di aziende ed organizzazioni, di identificarne quali sono le principali criticità, aree di miglioramento, bisogni espressi, e di costruirne appunto un progetto formativo coerentemente con con il proprio ambito di competenza. Forema opera su differenti aree tematiche di interesse aziendale e organizzativo, quindi da quelli che sono tutti i processi di fabbrica, operation, flussi organizzativi, ottimizzazione, a tutte quelle che sono le competenze più trasversali, manageriali, quindi tutto il mondo del people management, competenze digitali, quindi tutto quello che ha a che fare con la digital transformation, mindset, nuovi approcci culturali ai modelli organizzativi. E dunque la figura o le figure professionali che ricopriranno questo ruolo avranno un background, diciamo, tecnico che proviene da quella che è la loro professione che stanno costruendo e in un percorso di onboarding, di inserimento che Forema mette a disposizione, invece implementeranno le loro competenze con quelle appunto del learning designer, cioè gli insegneremo a costruire dei progetti formativi. Molto bene, ma immagino di essere un under 30, anche se non lo Sì? sono. E qualsiasi sia la mia laurea, ha un senso che io mi candidi per questa posizione? Sì, sì, perché il mondo delle organizzazioni aziendali è vasto e quindi contempla tanto l'opportunità per le lauree umanistiche, quanto per quelle tecniche, quanto per quelle di estrazione economica organizzativa. Molto bene. E abbiamo evocato che Forema appartiene al mondo di Assindustria Veneto Centro, che vi occupate di formazione. Qualche dettaglio in più su magari quante persone Sì. siete, dove siete collocati, quindi questa o queste persone che si candideranno e che voi eventualmente valuterete positivamente si inseriranno in che contesto? A fare cosa? Forem ha una sede a Padova, una sede operativa a Padova. Abbiamo un organico composto da una settantina di persone, fra collaboratori e dipendenti. Lavoriamo per il 60% del tempo in ufficio e rimanente con un piano di smart working organizzato. E, stiamo anche presso le nostre aziende clienti, che per lo più sono sul territorio padovano e limitrofo. Di fatto abbiamo anche clienti a livello nazionale, ma che seguiamo in modalità online, quindi la figura anche sarà chiamata a spostarsi per lo più nel territorio provinciale e regionale al massimo. E è un'azienda che esiste da quasi 40 anni e all'interno del sistema confindustriale svolge appunto questo ruolo molto, molto specifico, che è quello legato alla formazione. Ecco. Molto bene, molto bene. E se fossi un under 30, perché dovrei candidarmi e portare quello che so fare, quello che so e le mie ambizioni per fare il job che lei mi ha proposto? Mi dia un paio di buone ragioni per dire candidati da noi. Una ragione è che lavorare in una società come la nostra è come vedere 1000 aziende contemporaneamente, nel senso che quando si lavora all'interno di un'azienda si conosce e si seguono i progetti di quell'azienda, quando si lavora per esempio in Forema, si vedono e si seguono i progetti di tutte le aziende che sono nostri clienti, quindi ha un'opportunità di visione e di accesso a tantissime progettualità diverse e quindi una multidisciplinarietà molto ampia.
L'altra ragione è che è un ambiente che ha un'età media lavorativa under 35, under 40, forse insomma intorno ai 36-37 anni, che ha istituito da poco appunto un piano di smart working consolidato che prevede una flessibilità lavorativa direi quasi massima e quindi lo ritengo un ambiente estremamente stimolante e questo inserimento passa da un progetto di onboarding di 6 mesi, quindi è un ulteriore percorso formativo. Bene, come se lei mi stesse dicendo, ti accoglieremo con un progetto di onboarding, potrai vedere attraverso questa esperienza una varietà di ambienti organizzativi che in altri contesti potresti non avere, e imparerai un mestiere di cui c'è bisogno. Sì. Bene, grazie Giada per il tempo, per aver partecipato al progetto e buon lavoro. Grazie a voi per l'ospitalità. Buon lavoro altrettanto.